57% alla Camera, 56,7% al Senato. La destra piglia tutto, sbanca anche nel Vicentino, con Fratelli d'Italia al comando incontrastato della coalizione che da noi vede il tonfo della Lega e i passi indietro di Forza Italia. Il più votato nel collegio uninominale alla Camera risulta il vicentino Silvio Giovine con il 57,43%, pari a 134.165 preferenze. Assieme a lui eletta Maria Cristina Caretta, entrambi adepti di Giorgia Meloni, candidati per la Camera nei due collegi uninominali di Bassano e di Vicenza. Al Senato la spunta la bassanese Mara Bizzotto con un 56,95%. Si attesta sul 15% il PD, seguito dall'8,84% di Azione Italia Viva Calenda e da un 5,20% del Movimento 5 Stelle, che tra bassanese e vicentino registra un risultato decisamente inferiore rispetto a quello nazionale, con il candidato marosticense Gedorem Andreatta al Senato che si stoppa sul 4,8% e la vicentina Sonia Perenzoni, candidata alla Camera, sul 5,67%. L'ex sindaca di Marostica, Marica Dalla Valle, che ha corso per la coalizione di Calenda, annota un 8,5%, mentre game over per la bassanese Ilaria Brunelli di Italexit, che si ferma al 3%.